la norma che prevede il taglio dei trasferimenti economici ai comuni che cercano di limitare o sopprimere giochi come le slot machine. Con 140 voti a favore il Senato ha dato il via libera ad una modifica del decreto Salva Roma, approvazione che ha creato non pochi rumors, soprattutto all'interno dei partiti come il PD, dove 4 senatori hanno votato contro: Puppato, Ricchiuti, Ruta e Vaccari, ma soprattutto il segretario di partito Matteo Renzi si è scagliato contro, definendo la norma una porcata. Dichiarazioni che trovano terreno fertile anche a nord-est, dove è nato un coordinamento veneto dei sindaci contro il gioco d'azzardo, di cui Fabio Bui, sindaco di Loreggiana, è referente. Malgrado questa nostra lotta che va avanti da anni, l'altra notte il Parlamento ha approvato un emendamento vergognoso, squallido, che ci mette i bastoni tra le ruote. Ci dice: voi che avete lottato contro la ludopatia, contro l'azzardo, adesso vi penalizzo. Il Parlamento in questo momento è complice delle lobby. Io direi che si è dimostrato anche ostaggio di alcune lobby ed affari. Non possiamo accettarlo questo. È un'assurdità e credo che alcuni parlamentari dovrebbero dimettersi immediatamente. Con il sindaco Bui stiamo convocando insieme ad Avviso Pubblico per il 27 i sindaci e i parlamentari del Veneto. Siamo molto preoccupati. Vogliamo chiedere al Parlamento di bloccare immediatamente questa decisione, di ritornare nei suoi propri passi. Secondo, di avere una moratoria, che non ci siano più liberalizzazioni e nuovi giochi introdotti online e giochi d'azzardo. E terzo, un tavolo di discussione immediato con i sindaci, con l'ANCI, con i comuni, con Avviso Pubblico, Libera, le organizzazioni che da anni stanno facendo il possibile per limitare i danni di questo gioco, che è diventato davvero una malattia del nostro Paese.